Sono Alessandro Carpenedo, titolare assieme a mio fratello Ernesto della Casearia Carpenedo e mi occupo della parte commerciale e marketing. La Casearia Carpenedo nasce da un'intuizione di mio padre Antonio Carpenedo nel 1976. Questa intuizione trae origine da una tradizione popolare contadina veneta, che a sua volta iniziò con un aneddoto, un episodio proprio specifico durante la Prima Guerra Mondiale, quando i contadini della zona del Piave nascosero i formaggi per evitare che le ruberie dei soldati potessero danneggiarli. Si accorsero, passato il pericolo, che il formaggio era migliorato, si era conservato ed era anche migliorato. Oltre ad aver preso questo bel colore, color vinaccia, era diventato un prodotto più buono. Questa innata creatività di mio padre nella creazione di formaggi innovativi si è poi tradotta in processi produttivi ad opera di mio fratello Ernesto, che ha messo a punto delle vere e proprie linee produttive. Questi processi hanno poi consentito all'azienda di essere riconosciuta come primo laboratorio europeo specializzato nell'affinamento e stagionatura di formaggi. Siamo riusciti a ottenere anche una certificazione di qualità, prima con la BRC e poi con la FSCC 22000, che certifica insomma la qualità dei processi produttivi messi in campo. La nostra azienda è un'azienda artigianale, quindi la manualità fa da padrona in questo campo, perché effettivamente ci distinguiamo anche per questo. Ed è importante ricordare che molti processi appunto sono ancora manuali. Vi faccio solo pensare a un esempio di un formaggio che si chiama Bento d'estate, che è barricato all'interno di botti di rovere. Pensiamo solamente all'apertura di questa botte, all'inserimento delle forme di formaggio disposte a strati con il fieno e poi alla sua chiusura. C'è una manualità importante. Il metodo Carpenedo è una serie di protocolli che si riferiscono ad un acronimo che ha inventato proprio mio padre, che è TUTA. In sostanza noi dosiamo nelle nostre ricette il tempo, la temperatura, l'umidità e l'ambiente. Quindi è un processo produttivo che è racchiuso in questo metodo e con questi valori che seguiamo. Proprio con il formaggio ubriaco ci sentiamo particolarmente collegati e rappresentati. Non a caso è anche un nostro marchio registrato, pochi lo sanno, ma di fatto abbiamo creato un mercato completamente nuovo, un mercato che non esisteva. Ecco, ubriaco nelle sue varie tipologie di vini, ubriaco araboso, ubriaco al prosecco, ubriaco all'amarone e molti altri. Un altro formaggio legato molto al territorio è ubriaco con il vino Capo di Stato. Qui c'è un ulteriore supporto, perché oltre ad essere legato al territorio c'è anche un legame tra due aziende, la Cantina Verdun Gasparin e la Casearia Carpenedo. Il primo premio che riceviamo nella nostra storia è lo Spino d'Oro sulla Casatella, ad opera di mio padre Antonio Carpenedo, all'epoca appunto casaro, ed è stato proprio il primo riconoscimento della sua esperienza come casaro. E ricordo che lui è nato come autodidatta, nel senso che non ha fatto studi specifici, ma grazie all'aiuto di un tecnico casaro è riuscito veramente a mettere a punto una ricetta che ha consentito questo importante riconoscimento. 20 anni dopo, nel 1996, siamo riconosciuti con lo Spino d'Oro sul formaggio ubriaco, ad opera invece dell'affinatore Ernesto Carpenedo, mio fratello. Mi sento molto rappresentato da un formaggio che si chiama Blu 61. È un formaggio che veramente raccoglie l'intuizione, la creatività, l'esperienza, la professionalità, ma rappresenta anche la nostra famiglia. È stata un'idea di mio padre per celebrare i 50 anni di matrimonio con mia madre. Quindi 61 è il loro anno di matrimonio, ecco il motivo per cui ci sentiamo così particolarmente rappresentati. C'è una bellissima storia d'amore dietro, è un formaggio che lascerà il segno, ha lasciato il segno e lo lascerà ancora per i posteri, ricordando anche questa unione indissolubile dei nostri genitori. Il Blu 61 è un formaggio erborinato che viene affogato nel vino raboso passito e ricoperto di cranberries. Quando lo vedete il formaggio
sembra una torta, proprio per ricordare una torta nuziale. Il Blue Jeans è un ulteriore formaggio che va menzionato perché mi ricorda molto la storia per come è nato. È nato nel 2017, ma per arrivare alla sua nascita abbiamo impiegato ben 3 anni di sperimentazione. Abbiamo inizialmente lavorato un tipo di latte di capra, però effettivamente non funzionava, non andava bene, il gusto non ci soddisfava. Ci abbiamo impiegato 3 anni. Nel 2017 lo abbiamo presentato, mi ricordo in un evento internazionale in concomitanza appunto con Anuga. È stata una presentazione veramente molto bella. Nel 2025, quest'anno, abbiamo raggiunto veramente un importante riconoscimento conquistando la finale dei mondiali del formaggio e ci siamo classificati al 6° posto su 4.800 formaggi in gara, e quindi abbiamo ricevuto Super Gold e possiamo dire insomma che siamo tra i primi 10 formaggi nel mondo. Perché si dice un dì te troverà quel del formaio? Sì, è un detto molto famoso veneto che ci riporta nel passato, in realtà, ma è un detto che di solito si dice ad una persona che in qualche maniera non si sta comportando bene e quindi un dì te troverà quel del formaio perché te darà una sistemata, ti darà una regolata. In realtà poi ho scoperto recentemente che con il formaggio questo detto non c'entra nulla, perché è invece legato ad una tradizione, ad una storia delle concerie di pelli veneziane. Questi, per poter conciare le pelli, avevano creato delle forme, delle formelle, delle formagelle dove mettevano queste pelli e per sistemarle avevano bisogno di persone che dessero proprio delle randellate, delle botte, delle forti a queste pelli per mettere all'interno di queste forme, per distenderle, per renderle migliori. Quindi in realtà non c'entra con il mondo caseario, ma è sempre un bel detto per sistemare alle volte qualcuno che ha bisogno di una regola da seguire, no? Per qualcuno che è un po' sregolato, troverà quel del formaio un giorno. Un saluto affettuoso da tutta la famiglia Carpenedo a tutto lo staff di Treviso Tiramisù e ricordatevi che chi non lavora non magna.